notizia. Ci fosse un discorso di amanti, lei l'ha scoperto. Mare o in battaglia e sotto c'è scritto remissione dei peccati. Puoi sederti qua con me, per favore? Te lo prometto, non fanno male questi strumenti. Stai seduta qua vicino a me? Le sue varianti, tira su, termino di trascrivere, quella lunghissima chiamata. Questa signora per caso, prima di suicidarsi, sapete che se magari ha scritto un biglietto o qualcosa? Se non sbaglio aveva lasciato un biglietto al marito. Ecco. Prima ci è comparso, però ha fatto dello scrivere. Con la penna... Sì. Sì, Cos'era la penna perché stilografica? termino di trascrivere, pennino, Pennino, prima aveva detto c'era il nome di una penna, dopo sotto c'era il nome di una. Se non sbaglio lei. Non voglio essere invadente. Perdonami. L'avete sentito? Sì, però non so se era. L'ho sentito io. Era un urlo. Sì. in lontananza però. Sì. Sì. Per caso avevi lasciato un biglietto a te e a tuo marito? Aggiungere gli altri, prova a tirare su, della terza dinastia. Aggiungere gli altri, può essere che l'abbia scritto non soltanto per il marito e per qualcun altro. Dico io, aveva figli, non so. No, non ricordo. Avevi scritto il biglietto anche per altre persone? Le ultime due parole. Vi amo. Vi amo. C'è scritto vi amo? Da No, lì c'è scritto vi amo. C'è scritto vi amo. No, mi è venuto in mente queste due parole. Quindi o aveva figli o comunque sì. Vi amo. Infatti io leggevo che lei è andata a letto col marito senza nessun problema, il giorno dopo il marito si è svegliato ma lei non c'era e l'hanno trovata il giorno stesso su uno di questi laghetti. Mi dicono sì che avesse problemi psicologici, che soffrissi di crisi. Non ho letto l'articolo, non voglio farmi influenzare da queste cose. Beh, comunque tu non l'hai letto, noi sì, di quello che dell'articolo te lo sta dicendo tramite il libro. Infatti non si sa il perché hai fatto così, perché il giorno prima era tranquilla, normale lei. Così c'è sull'articolo del giornale, poi. Sì, nessuno si Dario, aspettava. Però sto pensando a una cosa, che potrebbe essere completamente fuori luogo e completamente sbagliata perché non voglio mettere la mano sul fuoco. Però chi soffre di depressione può essere, anzi può sembrare felice, contento, sorridente fino al momento prima di ammazzarsi, Tanta sofferenza, perché se sono arrivata a piangere io, cioè
E sicuramente cosa non si sentiva lei. capita, visto che nessuno aveva compreso che lei aveva questo disagio qua. Molto probabile. Glielo chiediamo. Però mi piacerebbe accendere qualcosa lì, se ci riesce, magari gli manca energia. Non lo so. Poi fermarci, oppure dirci se io e Sabina stiamo dicendo quello che è successo. Vuota. Il numero della pagina, perché tante volte il numero della pagina. 368. L'imperatrice, gli amanti. Cos'è la forza questo? La giustizia. La giustizia. Mi Dipende, sembra dipende dal mazzo. Sì, classici dovrebbe essere la giustizia l'8. Sì, su quelli miei invece è invertita. Imperatrice, amanti, soffriva per l'amore, divorzio, dovevano divorziare, giustizia. Erano E separati comunque, per in casa. carità, ci può stare, nel senso che ci fosse un discorso di amanti, lei l'ha scoperto, non lo so. Non amanti in senso di oddio, l'imperatrice potrebbe anche essere una donna più giovane di lei è la papessa. No? Sì. Il marito, non voglio neanche toccare No, per argomento, carità, l'amor di dopo che Dio, non venga offendiamo. fuori, No. lasciamo stare sti No, discorsi, perché non una sappiamo e non siamo qua per giudicare, comunque per... Non siamo noi qua per fare la morale a nessuno. Esatto, e raccontare una storia che purtroppo non sappiamo tra le altre cose, quindi per carità, lungi da noi a fare supposizioni che poi magari, sai, qualcuno potrebbe anche dissentirsi giustamente, perché non sappiamo nulla di questa storia qui. L'unica cosa è che potrebbe essere sì un disagio sentimentale. Può essere. Prova a chiedere. Perdonami se te lo chiedo. Sei qua per un disagio sentimentale? Per qualcosa che è successo nella tua vita amorosa? Mare o in battaglia e sotto c'è scritto remissione dei peccati. Era lei. Era lei. Lei che ha tradito? Si sentiva in colpa? Può essere. Remissione dei peccati. Era lei l'imperatrice. Comunque sto avendo mal di stomaco. Prima che tu facessi questa domanda qua mi è iniziato mal di stomaco. Sei te l'imperatrice. Avrebbero fatto meglio a prepararsi e affrontare l'ira del Signore. È lei? È stata scoperta. E ora è di fianco a me. Solo che lei si è sentita una merda, per questo è qua che è triste. Glielo chiediamo con gli strumenti? La radio? Anche il mail se volete prima. Anche il mail va bene. Però mi sposto io, perché sennò suona. Però quello che non so, scusatemi, ma io so come sento male. Scusa se... Perché questi non si rilavano niente? Perché? Cioè, se effettivamente... Cioè, tutto piatto. Forse non ha una frequenza diversa, non... Guarda che nella maggior parte delle volte che noi non sentiamo niente ci sono una marea di VP. Sì, ma un conto sentire, un conto discorso del campo elettromagnetico, tutto quello che ci va dietro, e lì è tutto... Vedi, è tutto piatto. Proviamo col mail, magari, non lo so, a noi vibra di Io più. proverei col mail, poi eventualmente facciamo la ghost. Allontaniamoci un po', no? Sei ancora di seduta? Se sei di seduta, per favore, puoi avvicinare lo strumento che abbiamo appena acceso?
Hai visto, non fa niente di strano, fa solo delle luci colorate e dei suoni. È giusto per capire che ci sei, che vuoi farci compagnia. Sto pensando una cosa. Se effettivamente magari è come abbiamo scoperto, non è che si vergogni e quindi non si palesa, non si manifesta con gli strumenti? Può essere, molto probabile. Magari si tiene alla larga da essere. Urlano. Sì, ma probabilmente c'è qualcuno che pesca o comunque, comunque un Sì, parco sì. questo. Non lo so, mi è venuto sto pensiero, come si vergognasse, come hai detto tu, quindi non vuole farsi vedere e muovere qualche strumento. No, è quello, cioè, è quello che sto pensando anch'io in realtà. Ma vorrei capire se è ancora qua con noi. Non lo senti più? È Da andata quando via? l'abbiamo scoperto. È andata via? Quindi si è vergognata? Penso di sì. Che per carità non c'è nulla da vergognarsi. La sento qua intorno, ma non so dirti dove. È come se fosse curiosa di noi, Mm. perché comunque non conosce gli strumenti ed è incuriosita. Ma allo stesso tempo non vuole che noi scopriamo cose di lei. Allora andiamo via. Andiamo da un'altra parte, tu avevi sentito un'altra cosa, no? Più avanti. Sì, beh, qua è pieno. Proviamo a chiederle se vuole che andiamo via, se ci accende lo strumento, lo fa suonare. Di solito lo fanno quando... Se vuoi che noi andiamo via, che continuiamo nel nostro cammino qua, puoi far accendere almeno uno strumento, per favore? Così capiamo di andare. Ti faccio la domanda contraria. Puoi accendere uno strumento se vuoi che rimaniamo qua? Io c'ho sempre sta cosa. Lei non vuole parlare con te, basta. Com'è? Mm? Com'è? Sì, con te nel senso ha comunicato cosa doveva dire Posso sedermi là se vuole. e basta. Io veramente posso sedermi là e stare vicino a lei, però solo se lei si mette là. Perché ho paura di andare anche contro il Mel, sinceramente. E se ti metti... Però sederti, facciamo una prova. In teoria se ti siedi là, no. Se ti siedi... Mi puoi sedere vicino a me, Basta che per non lo fai favore? vibrare. Vieni qua vicino a me. Secondo te come si chiama? Mi ha detto un nome prima, ma non so se è lei. Dimmi, Maria? con la M. Con la M sono sicura. Non c'era scritto il nome sull'articolo. No, non me lo ricordo, dire una bugia, sinceramente. Prima mi è comparso il nome Maria. Nella testa, come... L'ho vista appositamente per vedere... io sapevo, quindi vedere la prova incrociata, no? Sapevi cosa? Per vedere se tu mi dicevi un nome con la M. Infatti. È stata una delle prime cose che mi ha detto. Però Maria è un nome comunque comune, capito? Quindi non Io volevo mi ricordo dirlo quando ho letto l'articolo che c'era M, poi c'era quello del cognome. Almeno credo, cioè, a meno che non fosse il cognome con la M, ma di solito il nome davanti, no? il nome M. davanti e il cognome Ah. alla fine. Quindi potrebbe starci. Vuoi parlare alla radio se te l'accendiamo? Hai voglia di provare a parlare, a dirci qualcosa? Maria, preferisci il libro o la radio?
Anzi, fammi guardare l'agenda. Il libro. Il libro. Anzi, fammi guardare l'agenda. Cioè. Che poi magari quella è la sua panchina, magari. Beh, io ti ho detto di venire qui, perché questa panchina, per le altre cose è anche rossa. Adesso non c'entra nulla il colore perché, però fatalità. Qui hai iniziato a parlarti. Sì. Le Io sensazioni non più ho la sensazione che lei non. Anzi, No, Che sensazione ho? non ho la sensazione che lei non ci voglia qua. no, Ma non lei è, ci vuole qua. è che ha vergogna di parlare. Andiamone a te, cioè nel senso non abbiamo. Forse ha paura, ho capito, ma forse ha paura di essere giudicata. Glielo chiedo. Maria, hai paura di essere giudicata? Quando mi hai detto